Assessore Riccardi, siamo di fronte a una zona rossa. Qual è l'estensione di questa zona rossa? Beh, dalle 12 di giovedì fino a tutto venerdì noi abbiamo certificato un'allerta rossa, sostanzialmente nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia. Trieste ha un'allerta arancione. Questo è il frutto dei nostri modelli di simulazione che prevedono precipitazioni importanti, fino a 300 mm nelle 24 ore, però con un carico dei primi 200 nelle prime 12. Ed è acqua che si somma ad acqua che c'è stata nel corso dei giorni che sono passati di recente. Quindi è chiaro che questo determinerà sicuramente il disagio delle precipitazioni, probabilmente assisteremo nell'area montana agli svoltamenti delle frane e quindi per queste ragioni noi abbiamo in qualche modo condiviso anche con tutti i soggetti coinvolti, in particolare con le prefetture, la chiusura delle scuole nelle 3 province da domani, la sospensione del trasporto pubblico locale, la chiusura dei parchi pubblici, la sospensione dei mezzi del traffico pesante, tutte misure che tendono a rendere la mobilità delle persone più contenuta. Il consiglio che diamo è quello di evitare, se proprio non ci sono le necessità, di muoversi. Quindi scuole chiuse domani, giovedì e venerdì, di ogni ordine e grado, quindi dagli asili nido alle superiori, e trasporto pubblico locale, manifestazioni sportive, parchi pubblici dalle 12. Sì, diciamo, l'allerta parte dalle 12 domani, il fenomeno si presenterà nel tardo pomeriggio per avere la parte più significativa fino alle 2-3 di mattina di venerdì, però continuerà a piovere. Quindi sappiamo che avremo 2 giorni difficili. Ecco, le attività culturali, musei, restano aperti? Perché, Provvederemo anche alla chiusura di quelle. quindi chiusi anche i musei? Sì. Grazie.